In località San Nazario è atterrata un'aquila in una giornata di pioggia. Questo mercoledì pomeriggio l'aquila è scesa per sfamarsi ed è capitata proprio nella proprietà del signor Robertino Campana. Cos'è successo? Praticamente ieri sera erano verso le 5, 5 e un quarto e mio figlio dalla camera mi ha avvisato chiamandomi, strillando: Papà, guarda che c'è una poiana e ti sta mangiando le anatre". Sono sceso, però dalla distanza era un po' l'imbrunire, il tempo, la pioggia. Ho detto: no, questa qua mi sembra un po' più grande di una poiana. E praticamente l'ho vista che svolazzava là in fondo. L'ho rincorsa piano piano, è scesa sbattendo le ali, è andata dietro là le baracche dietro, è scesa in un vigneto dei nostri vicini e l'ho presa nel giardino di un mio cugino. Probabilmente infreddolita e sicuramente ferita, si è fatta prendere facilmente. Dopo averle coperto gli occhi con un indumento, è finita in braccio al signor Luigi. Non ho mai visto un affare del genere nella mia vita. Viste volare sì, ma prenderle in braccio mai. E anche accarezzarle. Sì, sì, ma tanto anche. No, mai aperto il becco, mai, mai. Ma avevo le zampe qua nella cinghia e le toccavo così in calinga, ma mai fatto così, mai, 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 mai. Una roba meraviglia. Da queste parti gli animali selvatici non sono una novità. C'è stato l'orso una dozzina di anni fa, arrivano caprioli e volpi in cerca a loro volta di cibo. L'aquila è un rapace che abita nel massiccio del Grappa da sempre, da quando mi ricordo io che ero bambino. Normalmente anni fa ce n'erano qualcune in più, adesso sono rimaste pochissime. Questa comunque si fa vedere quasi tutti i giorni che sorvola la zona di San Nazario. L'aquila è stata affidata al centro rapaci di Fimon per le analisi e le cure. Spero che la molleranno qua, insomma, ancora nelle nostre zone e chissà di vederlo ancora, insomma, ecco.